Ok, siamo in diretta, un attimo solo ragazzi. Ragazzi ci sono, adesso arrivo, sto sistemando una cosa, arrivo subito. Eccoci qua ragazzi, siamo qua, mi sono tirato il tablet, porca puttana, un attimo solo. Un attimo si accende il tablet raga, e siamo pronti. Tutte le cose alla cazzo di cane proprio. Oh bene dai, vediamo di finire sta carriera per poi cominciare quella con... come si dice, con le mod. Siamo in 24, non posso salutare, aspetta, vediamo un attimo di salutarvi dal telefono intanto. Che domaroni, oh. Mi dimentico sempre qualcosa. Ecco, non lo trovo e devo aspettare ragazzi, non incazzatevi. Devo aspettare di fatalità il tablet si era spento, come sempre. Tanto saluto tutti, ciao ragazzi. Mancano 3 gare, il mondiale è quasi vinto, però chiaramente non si sa mai. Tururu. Ok. Dai che forse ci siamo. Dai che ci siamo. Ok. Perfetto. Dove cazzo sei? Eccola qua la diretta. E ci salutiamo tutti sti porcelloni. Ok, eccoci qua. Dai che ci siamo. Ciao Ermin, ciao Just Matti, ciao Pietro, Zodiac, Fabio, Riccardo, Francesca Asa. Ciao Alessio Api, Lunatico Api, Alessandro, Massimo, Ryan, Darkstar, Manuel, Eiter, Massimo, Paolo, Matteo, Alex e Fabio Primofiore. Ok. Perfetto, già che ci siamo. Siamo pronti, allora vediamo un po' dove cazzo eravamo arrivati che non mi ricordo più niente. Aspetta. Squadre, piloti. Classifica. La classifica piloti siamo a più 97 sulla Steinman, sulla Mercedes praticamente, e più 63 sulla Sharp. E mancano 3 gare: Sydney, Rio de Janeiro e Dubai. Perfetto. Ciao Stefano Ianora. Molto bene. Buono, direi che possiamo anche cominciare. Allora, poi, ok. Moduli meccanici, riparazione terminata, molto bene. Punti doppi per l'ultima gara. No, voto contro. E ok. Sì, anche io vedrò di vedere la nuova stagione, ragazzi. Quindi cerchiamo di chiudere questa. Sarà una diretta non lunghissima, chiaramente, però cerchiamo di finire qua. Di portare a casa sto benedetto titolo mondiale. Ok, perfetto. In viaggio verso Sydney.
Bravo, hater. Ma Poleiman c'è il buon Poleiman. Ok, andiamo, si chiama Poleiman, vediamo se lo becchiamo. Allora... Oddio, grazie Api. Api, cioè, il buon Api, veramente, non so cosa dire, cioè, stiamo rendendo povera una persona. Grazie Api, veramente, per la donazione, gentilissimo. Troppo. Veramente troppo, 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 troppo. Grazie, caro. Ah, Dio mio, Apicella, figlio. Sto diventando povero, Api. Ok, andiamo se riusciamo a beccare il buon Eyman. Grazie ancora Apicella, veramente. Happy for President. Vediamo se lo becchiamo. Diretta. Ok. Da chi partiamo? Va bene, Football Show, non preoccuparti. Ciao Hideo Shakiri. Ok. Va bene ragazzi, dai, qua possiamo andare. Ripeto, sta diretta so che magari sarà che poco seguita, perché con questo gioco qua ho visto che in diretta fa un po' fatica, però questo è il modo migliore con lo zoccolo duro di chiudere, diciamo, questa serie, per poi magari riaprirla con le mod, tutto fatto bene. Ok. Ok. E ok, i componenti ci sono per tutti, ricontrolliamo un po' che non guardiamo. Sì, basta andare a punti e vinco, lo so. Però non possiamo, cioè, voglio festeggiare insieme a voi la vittoria. Ok, qua c'è tutto. Beh, qua c'è troppo rosso, non rischiamo. Perfetto. Buono. Grazie Api, grazie veramente. Troppo, troppo buono. Ok. Siamo a Sydney, basta qualche punto e siamo campioni. Infatti chiaramente simuliamo qualificazioni e gara. E così poi possiamo dedicarci insomma alle mod che me ne installerò subito. E vediamo un po' cosa riusciamo a combinare. Ok, siamo a Sydney, prove libere. Pino e Surico. Ah, cazzo, qua hanno un po'... Vedo qualcosa di diverso, però. Vabbè, tanto qua dopo andiamo... Andiamo di manuale, di automatico, quindi fotte sega, sinceramente. Scusate un attimo, forse non vedete un attimo niente, ma... Aspetta. Ho un piccolo problema col mouse. Infatti, eccoci qua. Ok, siamo tornati. Va bene, simula sessione. Simula, ma è cambiato proprio tutto, è cambiato. Ah, ok. Ok, se sono così le cose. Ho capito. Va bene, ce ne sbattiamo qua chiaramente, ormai siamo quasi campioni, quindi non serve più, ritorneremo seriamente chiaramente dalla prossima stagione con le mod. Sì, c'è stata una pace, sì, infatti è cambiato molto, secondi e terzi, perfetto. Ok. Siamo in qualifica. Oh madonna, quante robe hanno assetto la qualifica, super morbide.
super morbide, assetto da qualifica. Sì, però potevano fare anche dei cosi un attimino migliori, mamma mia. Oh. Vabbè, speriamo di non rischiare troppo con questi assetti di merda, però è un rischio mio, insomma, cazzi miei. Ok, cambia assetto. Ma che cazzo di assetti hanno fatto? Proprio incapaci proprio. Ok. E ok, speriamo bene. Ciao. Simula sessione. Ciao Lelle. Ciao Lello, Lelle. Dai, queste qualifiche. Siamo terzi, siamo. Terzi e settimi. Non si riusciamo a migliorare. Niente, terzi e settimi, vabbè. Ok, ciao. Ok, terzo posto. Andiamo alla gara, ragazzi. Mancano 3 gare al sogno. Facciamo... Vabbè, assetto gara. E mettiamo per le gomme centrali. Solito. Anche qua, assetto gara. E ok. Perfetto. Setup l'abbiamo migliorato noi, per fortuna. Anche se possiamo ancora migliorarlo un pochino. Scelta delle gomme, partiamo con le super morbide. E le super morbide tengono 11 giri, ok. Buono. E qua lo stesso. Con Surico avevo un assetto un po' più di merda, però va bene. Quello che devo fare è fare qualche punto, quindi siamo tranquilli. Sì, sì, possiamo creare una scuderia. Adesso vediamo quando ci saranno le mod, vediamo che combinare con le mod che mi scarico. Vai, Fioi. Ok. Facciamo... Ok, cominciamo al cannone, poi vediamo di migliorare, di cambiare. Che cazzo, ma la grafica è migliore. È cambiata la grafica. È cambiata la grafica. Mi sembra molto più dettagliata. Bene, bene. Ok, Surikov secondo, Pino 11esimo, Pino in grosse difficoltà. Però la grafica è migliorata, mi sembra, delle macchine. Buono, buono. Ok, stiamo già così. Non voglio rischiare più di tanto. Ragazzi, mi sembra migliorata la grafica. Aspetto i vostri commenti, ma mi sembra migliorata la grafica delle monoposto. Ok, siamo secondi, molto bene. Pino è nono. Pino un po' indietro, ma può recuperare il buon Pino. Sì, la vedo molto meglio. Sì, sì, ragazzi, sì, sì. E si gode. Peccato che non possiamo zoomare di più. Si può zoomare di meno come al solito, ma di più fino a qua. Dai che Surico vuole vincere sto mondiale. Dai Suri. Pino ottavo. Pino se la sta prendendo un po' comoda Pino, il nostro Pinone. Bisogna mettere un danno pioggia. Devo passare un filino l'audio. Allora, vediamo. E dove cazzo è? Aspetta un attimo. Non ricordo più niente. Ma qua è tutto al massimo. Sì, molto alta. Ok. Boh. L'audio. Schermo. Ma sono rincoglionito. Traffico di sottofondo. Alta qualità. Sì, ciao, proprio andato il cume. È ufficiale. Ok, vai. Forse adesso va un po' meglio, vediamo.
Dai Surikov, dai Surikov, vogliamo anche la vittoria, siamo ingordi, siamo ingordi. Vai Suri, quanto me lo godo Suri. Pino settimo. Vuole attaccare un po' di più. Vabbè, proviamo allora. Vediamo se riusciamo ad andare un po' più veloci. Surikov è veramente vicinissimo alla maledetta Sharp. Ok, un po' meglio, perfetto. Se c'è ancora da abbassare, abbasso comunque, no problem. Mettiamo un po' i giri del motore. Ma non riusciamo a superarlo. No, vabbè, stiamo tranquilli. Ma che ce ne frega a noi? Stiamo in tranquillata. Pino mi aspettavo un po' meglio. Pino in difficoltà. Oh, dai Pino, vai Pino! Niente, Pino non ce la fa. Ok, sempre secondi, mancano 20 giri. Mancano 20 laps. Ai ai ai. Ok, Surikov è primo adesso. Ok, allora qua siamo ai box. Sì, Pino deve andare ai box. Pino ai box, 14. 14. E ok. Vai Pinone. Sì, sì, sì. Ma non capisco, le gomme le ho fredde, ma cosa devo fare? Cioè, più di così, raga, non... Devo andare in box anche con lui, devo andare 16 giri. È da un po' che non gioco, forse con le pacce che metto qualcosa, però è vero che mi dà le gomme fredde. D'altronde sono in gara, cazzo. Ok, Pino è tornato ai box, è uscito dai box, molto bene. E stiamo così. Adesso va anche Surikov ai box. Ok. Perfetto, vai Suri, vai Suri. Dai, veloci, molto molto good. Però sì, siamo addirittura terzi, abbiamo perso 2 posizioni. No good. No good. Ok. Con la mod, va bene. Adesso controllerò bene il discorso mod per capire di non far cagate. Ok, comunque seguiamo le gomme così. Siamo terzi e Pino 12, no, Pino decimo adesso. Ma questa nuova interfaccia però devo capire un po' di cose. Può essere, può essere per il setup. Sì, d'altronde l'ho fatto in automatico perché comunque insomma ci basta fare qualche punto, ripeto. Anche voglio salutare insieme a voi questa carriera bellissima che è durata tantissimi video, cazzo, 52. Pino decimo, Pino non gira molto, Pino ottavo adesso, recupera un po' di posizioni. Proviamo a spingere un po' di più. Surikov prova a spingere un po' di più con le gommes. E qua anche con Pino, vediamo, tanto noi comunque abbiamo una macchina messa bene dal punto di vista del consumo. Ciao Alisbeck. Teniamo le gomme belle calde. Non stiamo girando a cannone, ma perché? Perché purtroppo abbiamo un setup sicuramente non al top. Vediamo Pino. Sì, Pino ancora col carnevale di Rio, se ne supera uno, bravo Pino. Very good Pino, very good. Ok, stiamo un po' sul neutrale perché non voglio consumarle troppo.
Ok. Abbiamo le gomme belle in temperatura adesso. No, no, ma dai, arriva magari Paul, speriamo. Quindi noi rimaniamo terzi con Surikov, settimi con Pino, tutto rego. Stiamo girando abbastanza bene, però si vede che siamo tranquilli, nel senso che non vogliamo rischiare più di tanto. Ho fatto un terremoto in Svizzera, 4.4, lo so perché il telefono mi ha appena dato l'aggiornamento, io ho il programmino che mi va a controllare i terremoti, mi ha dato 4.4 in Svizzera. Pazzesco. Come chi è Pino? Pino è il numero 1. Pino è il bomber del carnevale di Rio. Non è prevista pioggia, tutto regolare. Aspetta che salviamo, che non si sa mai. Oh, aspetta. Perché siamo messi... però vedi qua... Possiamo spingere di più con Pino, perché tra poco devo andare ai box con Surikov anche, dai. Tanto non teniamo ancora tantissimo le gomme. Vabbè, adesso vediamo nell'ultimo stint. Dato Surikov è primo. Surikov è primo e poi andiamo, loro vanno tutto con le super soft hanno fatto. Boh. Ok, se possiamo spingere. Qua andiamo ai box con Pino. 11 giri. Ok, perfetto. E finiamo qua. Buono. E la prendiamo anche con Surikov che deve tirare a cannone Surikov, però la Sharp è già là, ciao. No, la Sharp ci ha veramente massacrato. Possiamo provare alla fine a vedere se riusciamo magari a fare qualcosa, ma la vedo un po' improbable. Mancano 7 giri, ok. Vai Surikov. Grazie Matteo. Ok, qua ho messo più carburante, ho sbagliato, vabbè, tiriamo così. È un po' la testa, sto già pensando alla mod ragazzi, perché questo mondiale è quasi vinto, vai. Perfetto, siamo secondi, recuperiamo una posizione su Wexler, benissimo. Il problema però è che chiaramente è in fuga la buona Sharp, quindi sarà impossibile fare qualsiasi cosa, vabbè. Ai. Dai ragazzuoli, dai, la Sharp non ce la può fare, però chiaramente non ce la fa. Pino 81. Devo stare un po' attento con i giri con Surikov. Pino è sesto adesso. Surikov secondo, ma non ce la può fare il buon Suri. Ma la possiamo provare anche a spingere al massimo con le gomme, ma comunque impensabile il recupero. 4 giri, col carburante ci siamo. Spingiamo anche qua al massimo. Ciao Nicola Rocchi. Eh sì, cavolo, sì, mi è arrivata adesso la cosa. La notifica del terremoto in Svizzera. Surikov sta anche recuperando, ma non ce la può fare purtroppo. Però anche il podio va bene, con questo podio penso che siamo campioni del mondo, eh. Ciao Antonio Mascolo. Ciao Nicola Rocchi. Ok Francis, non preoccuparti Francis lol. Ok, mancano 2 giri. Pino comunque quinto, ha recuperato bene Pino, grande Pino. Grande Pinone. Anche per la costruttori, ormai ci siamo. Grazie Antonio, grazie.
E adesso si va al final lap. Abbiamo recuperato tantissimo dalla Sharp, ma purtroppo ho accumulato tanto vantaggio all'inizio. Vediamo con le GT. Cioè, se tanto voglio scaricare la mod, poi vediamo. Non so se hanno fatto le mod anche per la categoria GT. Dai ragazzi, dai, e si va a vincere il secondo posto. Very good. Dai che siamo campioni. Siamo campioni del mondo. Sì, siamo campioni del mondo, ragazzi. Siamo campioni del mondo. Yahoo! Però voglio aspettare l'ufficialità della fine dell'ultima gara. Però abbiamo fatto un mondiale strepitoso. Il cume c'è, yes. Il cumendone c'è. Ok. Champions. E si va a vincere. La 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 la. Ok. Sì, più 56, mancano ancora 2 gare, quindi sì, siamo campioni del mondo e godo. E nella costruttori penso anche teoricamente sì. Adesso i calcoli non sono il mio forte, però. Grandissimi, raga, grandissimi. Mamma mia, campioni da tutte e due le parti. Sì, ma le mod le scarico da Race Department, che secondo me è meglio, no? Oppure è meglio scaricare da Steamworks. Cioè, come consigliatemi a questo punto, perché io di solito le scarico da Race Department, però se le hanno messe su Steamworks che vari più veloce, le metto da là. Ma yeah, siamo campioni. Troppo presto per la prossima stagione. Una vittoria, sì, sì. Ciao Roberto. Grandissimi, ormai non serve più fare niente, ormai siamo campioni di tutto. Offerte. Ma sì, andiamo con questo. Ciao Sidoti. Sì, mi scarico tutto, ma mi consigliate Steamworks o Race Department? Ok. Siamo campioni del mondo. La 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 la. Race Department, ok. Sì, però dopo se c'è un aggiornamento del gioco, la mod funziona sempre o no? Questo ecco voglio chiedere perché non vorrei dopo buggare fuori tutto. Quindi se io adesso, dopo comincio una nuova carriera con la mod, io comunque posso, cioè se c'è non so, un aggiornamento del gioco, devo installare la mod oppure rimane lo stesso? Ok. Ciao Gabriele di Napoli. Scelta delle gomme. Ormai è solo una passerella, ragazzi, chiaramente. Ok. Penso rimanga. Sarebbe vincesse il Napoli, ma non la vedo un po' dura, però vedremo, insomma. Buono, 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 sono molto soddisfatto. Abbiamo già ipotecato tutto. Alla terz'ultima gara abbiamo proprio massacrato fuori tutti. Adesso vediamo con le modo, sono proprio curioso di vedere i cambiamenti, cacchio. Ok. Setup. Teniamo così. Buono, dopo cambieremo dopo, ma tanto ripeto. Ormai non conta più un cazzo. A posto. Simula sessione.
Dai, veloci. Come? 2 gare, ma come non rimane, Mirko? Allora, rimane o non rimane? Non sto capendo più una mazza, figlio. Non ci capisco una mazza. Ta 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 ta. Ok, buono. Cosa abbiamo sviluppato? Vediamo. Siamo in qualifica. Assetto da qualifica e ultramorbide. Asse ultramorbide e assetto da qualifica. Ok, mamma mia. Allora, cambiamo gli assetti. Certo che non sono capace a fare assetti, però è che ok. Va bene. Cambia assetto. Buono. Ok. No, però qua c'è uno che è un po' sbagliato, attenzione. Perfetto. Simula sessione. Ciao Riccardo De Marchi, ciao Manu Pelle. Siamo secondi. Dai, secondi e quinti. Dai, solo qua vogliamo la pole alla fine, vogliamo il pollaccio alla fine. Vai di pole, niente. Peccato. No, terzo addirittura, perdiamo una posizione. Che sfiga, oh. Che sfiga. Ok, raga, arrivo subito. 2 secondi sono da voi, quindi se qualcuno arriva mi sono aspettato 30 secondi. Eccoci qua. Allora, salutiamo Daniele Delia. Ok, vai. Allora, mettiamo super morbide, assetto gara. Super morbide, assetto gara. Ok. Setup, va bene. No, qua forse no. Teniamo così, tanto ripeto, fotte sega, 12 giri. Ok. E qua 12 giri. Non so se fare un motorsport. Secondo me possono sviluppare questo senza dover farne per forza un altro. Secondo me è la cosa migliore comunque. Vai, vogliamo il partenzone di Surikov. Dai Suri. Il nostro campione del mondo. È il campione del mondo. Ok. La canzone ufficiale non la posso più mettere perché ho detto problemi di copyright. Non capisco il perché. Lasciamo perdere. Lasciamo perdere. Ok, qua le Mercedes stanno pompando adesso, poverine, ma tanto. Guarda Pino Show, Pino quinto. Surikov secondo.
Molto bene. Primo giro andato. Non so se riusciamo a superare quella... Ah no, in realtà la Sharp è quinta, c'è Tyler. Tyler al comando, ragazzi. Ciao Carmelo Gallo. E vai Surikov, il mitico Suri. Quanto me lo godo il piccolo Surikov. Quanto me lo godo. Bravo Surikov. Si rimane nella storia, sì, cavolo. Ok, possiamo anche abbassare un attimo. Pino è quarto, molto bene. Tanto questo mondiale l'abbiamo proprio no vinto, stravinto, cioè massacrati tutti, fiori. Massacrati tutti. Pino è quarto. Vai Pinone. Pinone Sciofio. Mamma mia Pinone. Comunque le due, la Makarova e la Fox. Mamma mia, che delusione, che troioni, ragazzi. Sì, è vero, questo gioco è infinito. Sì, è fantastico. Cioè, hanno fatto veramente un super games. Proprio bello. È veramente infinito, sì. E noi stiamo portando a casa, abbiamo portato a casa tutti i successi, tutti abbiamo vinto sto gioco, ragazzi. Proprio l'abbiamo nerdato in maniera devastante. L'abbiamo nerdato. Guardate Surikov, guardate, è bello come il sole di notte Surikov, guardatelo. Giampaolone Surikov. Grande Suri. Che bello guidare tranquilli con la consapevolezza di aver già vinto tutto. E godo. 16. Ok. Buono. Pino iBox. Pino iBox. Adesso vediamo anche Surikov. 17. Aspetta però, grazie. 17 gomme. Ok. No, ma quella troia di tua mamma. Ok. E ok. Perfetto. Pino 11esimo adesso, ma recupererà. Tranquillo Dragstar. Bravo Ianora, bravo. Grande Enrico Gazza, ciao Enricone. Ok, subito anche la T-Box. So che devono ancora andare però Bergman, Sharp, Lippone, tutti i box devono ancora andare, quindi insomma siamo tranquilli. No, comunque ormai i giochi sono fatti. Vabbè, non mi sto preoccupando molto della strategia, ragazzi, cioè ho già vinto tutto, quindi non è un problema, raga. Vai tranquillo, Api. Ok. Ciao Colli Crio. Ah sì, Pino e Juan Pablo Montoya, non lo sapevo sinceramente. Grande Nicola Rocchi, ma studia anche, mi raccomando, che lo studio è importante. Ok, Surikov è tornato al comando, Pino quarto. Tutto come deve andare, perfetto. Sì, infatti, è vero, però c'è Pino è brasiliano, c'è Montoya è colombiano, vabbè. Siamo belli, tranquilli.
Surikov a 7 secondi su Schmidt. Mancano 16 giri alla fine, ragazzi. 16 laps remaining, in inglese puro. Vai, ragazzuoli. Pino sempre quarto, in tranquillata. E ho 9 secondi e 5 su Tyler. Ciao Bubba. Che bello, mi sto proprio rilassando all'abriatore con la Gregoraci, proprio tanto. È tutto nelle nostre mani. Già i 2 trofei conquistati. Pino terzo intanto, bravo Pino. Sarebbe una doppietta. Nasi più giovane di Pino con la faccia 15 Montoya. Vabbè, si capisce se è Montoya o no. Sì, lo prenderò X-Plane 11 anche se ho già Fly Simulator, quindi va, su tutte le super mod patch. Quello che X-Plane mi sembra complicato, nel senso mi sembra meno immediato rispetto a Fly, ho questa sensazione. È lo svedese modello. La Makarova, 12 laps alla fine. E Surikov è vantaggio di 7 secondi, Tyler c'ha le ultra, eppure ci stiamo perdendo adesso, però lui dovrà andare anche lui ai box, quindi sono tranquillo. Teoricamente la vittoria non è in discussione, sì, teoricamente. 11 giri alla fine. Ora sembra una bomba, scusa, graficamente. La Piaget, la Piaget, un puttanone la Piaget. È una delle più troie di questo gioco. Ok, pit stop per Pino. Carburante per 11 giri. E ok. Insomma, andiamo anche Surikov. Giri rimanenti 10. Mettiamone 11 per sicurezza e vai. Vai. Pino World Class. Sì, forse retrocede. No, retrocede il prossimo anno, retrocede, ragazzi. Il nostro mitico Pino. Mamma mia, Pino. Uno degli uomini più porchi del pianeta. Ok, Surikov ai box, perdi qualche posizione. Siamo secondi, second place. Adesso vediamo Tyler però, perché andare ai box il porco di Tyler. Abbiamo 11 secondi di ritardo. Pino è sesto in questo momento, il buon Pino. Ah sì, ok, X-Plane, sì, graficamente sembra tanta roba. Stiamo recuperando su Tyler che probabilmente ai box Tyler. No, deve andare ai box adesso. Tyler ha perso tutto. Vergogna per Tyler, la vergogna di un uomo. Yes, Dirk. Sì, su F1 è veramente il momentaccio mondiale, uno dei più tipici purtroppo. Dai Surikov. Dirk lo svedese porco. Pino è quarto, dai, vogliamo tenere sul podio, dai Pinone. È un mito Dirk, mamma mia che puttaniere Dirk. Ci mancheranno questi nomi su Motorsport Manager. 52 video, ragazzi, per vincere tutto. Ma ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Qualcuno ha dimostrato di essere un pro su sto gioco. Oh, Paul Heyman, il porco dei porchi, l'all plus ultras dei porchi. Ciao Paul. Pino quarto. Pino.
19 secondi sulla Sharp, siamo abbastanza tranquilli, possiamo anche gestire. Purtroppo Pino non ce la fa. Pino non ha il passo per prendere la Lipponen. Complimenti a Surikov. No, ma adesso continuerà Motorsport Manager, ma con le mod ufficiali. Cioè, prenderemo con le mod ufficiali. Dovrò pensare bene da dove partire, vediamo se fare la scuderia personalizzata, non lo so. Bisogna valutare, valuteremo. Che potrei fare anche la mia scuderia a Cazzari e portarla ai vertici del mondiale. Tanto ho vinto tutto. Adesso che ho vinto tutto, ho vinto un titolo Formula 1, un titolo piloti e costruttori, un titolo, cioè ragazzi, ho vinto veramente qualsiasi cosa. La Sharp ha fatto la strategia che volevo io, però la stiamo asfaltando la Sharp. Pino sempre quarto con le gomme finite, cazzo, vabbè. Mi dispiace Pino. Pino perderà anche la... sì, Pino perderà un po' di posizioni purtroppo. Povero Pino. Dove c'è Pino, c'è casa. Ok, vai Surikov. Inizia il final lap. L'ultimo giro per la gloria. Dai che andiamo a vincere un'altra gara. Mamma mia, che fenomeni ragazzi. Siamo fenomenali. E si va a vincere. Yes! World class, simply world class. Purtroppo Pino sta perdendo tanto. Pazienza per Pino, le gomme finite. Non potevo fare altro. Surikov va a vincere ancora. Sì, dimentichiamo tutto. Sì. La Sharp ha preso solo cazzi in faccia. E godo. Godimento, si va all'ultima gara proprio come passerella finale. Final gar, nell'inglese sempre più puro. Parma vince 1-0, cazzo. Ok. Mamma mia, asfaltati tutti. Sì, Pino è veramente sfigato. Ok. Perfetto. Non mi interessano le interviste, vaffanculo. Ok. Allenamento ai box si può fare, sì. Ok, non sto anche leggendo un cazzo ormai, la vittoria è nostra. La vittoria di tutto. Ok, qua ci prendiamo anche questa. Ok. Perfetto. E inizia l'ultima gara con la carriera comediana su Motorsport Manager con piloti scuderie di default. Sono emozionato, ragazzi. Ai. Allora. Sistemiamolo. Ciao Thomas Radelli. Ok. E andiamo a chiudere questo mondiale ad Abu Dhabi. Ultima tappa del mondiale, ultima tappa della carriera comediana su Motorsport Manager, modalità default. Ok. Siamo ad Abu Dhabi, oh.
Ok. Adesso piove a Dubai. Come piove a Dubai? Teoricamente no, spero proprio di no. Mettiamo a posto qua. Ok. E dopo sistemiamo dopo, chiaramente, se facciamo simulation. Vai. Tanto non l'unico russo dicono. Dov'è Michelotto, è vero? Dai, 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 dai. La Vananen. Ok. Finish. Prova libera andata. Setup. Ok. Ok. Il setup. Vai di setup. Mamma mia, che setup di merda. Proviamo così, vabbè, ma tanto. Fotte sì, fotte sì. Mamma mia. Oh. Ambili come balla Nando. Ambili come balla Nando. Ok. Simulazione rapida. La piccola banana. Vai. Simula sessione. E andiamo. Vediamo come finiamo l'ultima qualifica così. Se si vede che siamo in vacanza ormai. Pino sesto, Surikov quarto. La Balcazar. La cica Balcazar. Sì, era un fenomeno la Balcazar nelle prime gare, è vero. Simply world class, ok. Va bene, va bene, va bene, va bene. Allora, morbide, assetto gara. Morbide, assetto gara. I setup fanno cagare, ma va bene. Teniamo così, chi se ne fotte. Facciamo 14 giri. Ok. Qua 14 sempre. Ok. E andiamo. Sì, è vero, Api. È vero, Api. Ok. Inizia la gara. Dai ragazzi, chiudiamo questo mondiale alla grande. Siamo quarti e terzi. Pino davanti, Pino davanti. E Pino c'è, Pino c'è, Pino c'è. La foto manager col Bode molto presto, la continuiamo. Sto anche messaggiando ragazzi, scusate. Vai, vai, su, Madonna Surikov, che uomo. Sì, è vero, però hanno vinto solo gli uomini. Attenzione! Safety car virtuale. Ma stai zitto. Non rompere i maroni. Ok. Andiamo ragazzuoli, andiamo, si riprende.
Il furto di San Benedetto del Tronto. Sì, De Graaf, madonna De Graaf, veramente uno dei più porchi della storia, però come la Piaget, ragazzi. Come la Piaget non c'è nessuno qui. Viva la Piaget. Oh, e finisce sto mamma mia, è stata eterna sta stagione. Non vedo l'ora di andare a bomba a quale modo. Penso che partirò da una squadra che sarà il Cume, adesso vediamo. Però vorrei partire da una squadra. Da una squadra creata da me. Sì, proprio. Pino non ce la fa, Pino non ce la fa. Pino. Comunque Lipponen primo, Tyler secondo, Surico terzo, Pino quarto, Bergman, Brescia, Sharp Blanc, Piege la Troia, De Graaf lo stronzo, Clerc, Schmidt, Costa, Ribeiro per Sunny, Chapman, Lundwist, Navarro, Almeida, fuori, Sarinen. Mamma mia, dopo questa ce ne possiamo anche andare. Venezia Racing Team, cazzo. O anche Venezia GP, vediamo insomma, vediamo. Cioè, sono il comune veneziano, potrei chiamarlo la Veneziano GP, visto che c'è la Brown GP. Adesso vediamo, magari, sì, piacerebbe vedere, non si possono creare le macchine con i loghi importati, no? È impossibile. Ultima gara, sento già Simply the Best. C'è un po' di commozione, non sto neanche guardando né il carburante né niente, ma va bene, insomma. Viene un po' da piangere un po' a tutti, ragazzi, attenzione, sugli spalti ci sono tutte, la Chica Balcasara, Antonov, la Vananen, tutte quante le donne pronte a fare giochini con il cumendone, gli uomini invece che stanno piangendo, c'è Antonov che piange. Antonov piange, signori, perché quest'ultima gara. C'è veramente da piangere. Però Venezia Racing Team è bello, È bello, adesso vediamo, adesso sì. Dopo deciderò. Viene tutti un po' da piangere, però a volte la Cica che si toglie il reggipetto, che non vedo di fare spagnole con il Cume. Viene un po' da piangere. Tutti in lacrime, signori, tutti in lacrime. Pino ai box intanto, Pino ai box. Mancano 16 giri, ce la facciamo, sì. 17. Perfetto. Ciao. Pino mi deve finire la gara, quindi andiamo di neutrale intanto. Ok. Sì, sembrava ieri veramente. Viene da piangere, ragazzi, viene molto da piangere un po' a tutti. Veramente c'è la crisi del pianto. Ok, andiamo ai box anche con Anton. 18, mancano 15 giri. Tutto finito, tutto rego. Perfetto, ok. Ultima sosta ormai è fatta, ragazzi, è fatta. Dalla Vexala alla Rossini. Il pianto è sempre più dirotto. Non ce la si fa più ormai. C'è solo un pianto, signori. C'è solo un pianto. Siamo noi. I campioni del tutto siamo noi. Ok, siamo ottavi e no, ne stiamo finendo veramente di merda, stiamo finendo il tutto, ma va bene. Anche i meccanici contro Pino, non ho neanche visto, onestamente. Ciao Angry90. Il pianto continua, signori. Il pianto continua. Ci sono delle lacrime indescrivibili per descrivere il tutto. Scusate per questo gioco di parole un po' così. Oi oi oi.
Siamo campioni del cuore. Ta 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 ta. Mamma mia, c'è veramente ci sono lacrime devastanti, ragazzi. Ci sono le lacrime, tutti ai box, tutti ai box. E Surikov è terzo, Surikov è terzo. Pino sesto. Sta per finire un mondiale pirotecnico. Ci sono le lacrime, signori. Ci sono solo le lacrime. Tanto messaggio. Non so se si è distrutto qualche macchina, no? Ok. Mondiale pirotecnico. Ci sono veramente tante lacrime per descrivere veramente un'impresa che ha dell'incredibile. Ho vinto tutto. Ho stravinto tutto. E silenzio. Proprio un silenzio agghiacciante. Mancano gli ultimi 10 giri sul Motorsport Manager con questa modalità. Con i grandi Surikov, Bananen, Balcazar, Antonov, Makarova e chi ne ha più ne mette. Pino sempre sesto. Nove giri al termine, 9 laps remaining in inglese puro. Un grande Marco Spolaore. Vabbè sì, il cognome è proprio veneto, quindi ne sia. Sì, altro trofeo nella ricca bacheca di questo canale. Ho vinto in ogni angolo, in ogni dove, in ogni sport, cioè veramente. Ho vinto dappertutto. Veramente il Cume ha piazzato successi dovunque, in ogni parte. Un DVD su questa serie magari, cazzo. E Darkstar lo sa, Darkstar lo capisce. Sì, ho detto che era una diretta comunque non lunghissima quest'oggi, però volevo finire insieme a voi ragazzi. Adesso vediamo domani di fare qualcos'altro. Sono un po' indeciso se sia su NBA che su Pro Cycling. Uno perché su Pro Cycling perché non mi sento ispirato e quando non mi sento ispirato registro un po' la cazzo. E su NBA perché comunque non ho visto le esaltazioni dell'altro anno. Forse la vittoria dell'altro anno ha un po' appiattito tutto. Però vediamo. Tutte le serie epiche, sì. Come sai, mi sto anche guardando un cazzo. Manca poco, ormai manca poco. 6 laps. Cume Gold Collection. L'almanacco del Cume. Ci sono il meglio di tutto. Preparate lo champagne ragazzi, manca poco, ma c'è proprio il pianto, sì, il pianto. Siamo venuti fin qua per vedere dominare il Kumenda. Le protezioni del Kumen DVD. Dai che ci siamo, dai che è fatto. Manca 3 giri ormai. Sì, si potrebbe fare il best of, però devo cercare tra tutti i 2000 e passa video è un po' difficile. Pro Cycling vediamo, Darkstar, vediamo. Non sono molto inspiration purtroppo. Mamma mia, che impresa ragazzi, che impresa. Grandissimi.
No, ma faccio un video sicuramente. Sì, perché non posso assolutamente registrare adesso, devo prima preparare bene il tutto. 2 giri alla fine. Bravo Surico, sta tenendo comunque il terzo posto. Dai ragazzuoli, dai. Che siamo campioni del mondo. Dai che inizia a fare lap Kumendiano. Ultimo giro, mi viene da piangere. Ciao padre Cafi. Finisce qua ragazzi. Finisce una serie incredibile di Motorsport Manager. Vinto tutto. Stravinto nell'anno di Formula 1 con la Rossini. E adesso ci aspetterà una nuova avventura con la mod, con le mod, con il... Adesso devo un attimo capire come funziona, come sono fatte tutto quanto. Però sono molto soddisfatto. Questo gioco stellare. E si va a vincere. Yes! Well done, Blowjob! Yes! E si finisce qua ragazzi. Sì. Dopo il pianto. Come nella storia. History. History come history. Bravi tutti, grazie a tutti per il supporto, questa è veramente una roba incredibile. Ok. Congratulazioni, sì, a tutti quanti, vi voglio bene, cazzo. Prima pagina. Sì. Lacrime virili. E si vince. We are the champions, vaffanculo, the champions, la. We are the Kume. E si va a vincere, cazzo. Sì! Ho sbloccato requisiti minimi. Grandissimi. Campioni del mondo! Yes! Sì. L'impresa è stata fatta. E vediamo adesso come abbiamo concluso. Ok. Abbiamo vinto tutto. Andiamo a vedere il profilo giocatore. Chiudiamo così. Mamma mia che roba. Allora, ecco le stagioni. Alla Vexala 10 gare, 6 podi, 4 vittorie. Dopo ancora la Vexala 10 vittorie, 8 podi, 5 vittorie e titolo. Dopo la Boa niente perché il vaneggio. Boa e Speranza 11 gare, 13 podi, 7 vittorie, storico. Boa e Speranza una gara e basta, siamo andati subito alla Rossini, 15 gare, 8 podi. Una vittoria è l'ultima alla stagione della storia. 16 gare, 22 podi, 9 vittorie. Max Biaggi vince il titolo. E adesso la ragione totale con il sempre the best. Ragazzi, io vi ringrazio per tutto quanto. Ci siamo divertiti veramente al massimo con questa serie su Motorsport Manager in di default. Adesso riprenderemo con i video sulla... come si dice su Motorsport Manager con le patch. Io vi ringrazio tutti, raga. E niente ragazzi, ci becchiamo forse domani con la diretta, non vi prometto niente ma forse sì, non so se su PES o su qualcos'altro. E niente fio, saluto dal Comendone veneziano, un abbraccio gigantesco a tutti, un bacio particolare a Poleman che è un po' porco. E un abbraccio a tutti ragazzi. Ci sentiamo domani, come ci sentiamo su Telegram. Ricordo sempre Telegram, Instagram Comendone-veneziano e tutte le cose del QE. Raga, buonanotte. Ciao, campioni del mondo.